Buongiorno a tutti, sono Gianpietro Zaccomer, sono docente di Geografia e Analisi Dati Territoriali dell'Ateneo di Udine e sono qui a presentarvi i principali risultati dell'indagine che è stata condotta presso gli studenti della nostra università durante il lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19. L'indagine è nata nei primi giorni delle misure di contenimento, innanzitutto per far sentire la vicinanza dell'Ateneo alla nostra comunità studentesca, e in secondo luogo per capire come i nostri studenti stessero vivendo questo particolare momento storico che, come sappiamo, ha colpito in modo molto particolare l'Italia, indagando quindi sia le loro percezioni e i loro comportamenti, ma anche le loro conoscenze igienico-sanitarie. Considerando le caratteristiche dell'indagine, prima di tutto possiamo dire che questo ha coinvolto poco più di 1900 studenti. Già dalle prime ore di messa in linea del questionario ci siamo accorti che, visto il successo che stava avendo, avremmo superato sicuramente i 1000 questionari validi, che era il target minimo per la validità di questa indagine. Questo è sicuramente stato un segnale di forte coinvolgimento della nostra comunità studentesca, tenendo soprattutto conto del fatto che tutta l'indagine è stata portata avanti nel pieno rispetto della privacy degli studenti. In altre parole, il questionario era completamente anonimo. Se invece guardiamo direttamente i dati anagrafici della rilevazione, possiamo dire che vi è una prevalenza con il 35% dei ragazzi e degli studenti, quindi dell'area umanistica, del gentil sesso con il 66%. Inoltre vi è sempre una prevalenza di circa 2 su 3 studenti, di studenti molto giovani che frequentano i corsi triennali. Dal punto di vista territoriale circa 3 su 4 sono studenti residenti in regione, mentre circa il 22% sono studenti che provengono dal vicino Veneto, in particolare dalla provincia di Treviso. Ovviamente si tratta di dati che rispecchiano direttamente la particolare composizione dell'Ateneo friulano. Per quanto riguarda i risultati, alcuni elementi emergono con chiarezza. Prima di tutto, le risposte date dagli studenti mostrano come questi hanno avvertito sin dall'inizio della pandemia in modo piuttosto importante il peso della propria responsabilità di fronte a una situazione di salute pubblica di interesse collettivo. Infatti, il 97% ritiene di sentirsi responsabile con i propri comportamenti al comportamento del virus. Tuttavia gli studenti, forse vista anche la loro giovane età, pur ritenendo la prima fase della pandemia sicuramente una situazione di una certa gravità, non si sono fatti spaventare più di tanto, poiché il 56% di esse, quindi la maggioranza, ha dichiarato che la loro percezione del rischio di contrarre malattie non è aumentato in modo apprezzabile. Nonostante questo, il rispetto delle principali norme igieniche sanitarie per il contenimento del virus risulta elevato. Infatti, il 92% dei ragazzi ha dichiarato di lavarsi spesso le mani, soprattutto quando esce di casa. Infine, il questionario ci restituisce anche un'immagine precisa su come gli studenti si sono tenuti aggiornati sullo sviluppo della pandemia. In particolare, la televisione con l'83% e i siti online dei giornali con il 70% sono state le principali fonti utilizzate dai ragazzi. Sempre restando a livello di internet, i siti delle istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza, quali l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e la stessa Protezione Civile, sono stati utilizzati per informarsi dal 61% dei ragazzi. Il ricorso invece alla carta stampata è molto limitato, piuttosto limitato, a poco meno del 14%. In realtà questo è un dato che non ci sorprende più di tanto, proprio visto la giovane età dei rispondenti. Diciamo che questi sono i risultati più interessanti, così da condensare in 3 minuti, ma è ancora in corso un'approfondita analisi sulle risposte dei ragazzi che verrà presto condivisa con l'intera comunità accademica.